una grande famiglia, dai. Assolutamente sì. Allora, caro Sigfrido, tu ci hai raccontato l'altra sera con un documento che hai mandato in onda appunto su Rai 3 al Report come la Cina sta vivendo questa fase 2. Allora vorrei, prima di andare alla protezione civile, naturalmente pronti a dare la linea subito a Borrelli per gli aggiornamenti, farvi vedere questo primo contributo che documenta la nuova vita in Cina. Guardate. Il quartiere centrale, il cuore di Wuhan, ha ricominciato a pulsare. Dopo 2 mesi si vedono le prime auto in circolazione e quella che era diventata una città fantasma ricomincia timidamente a vivere. Oggi per la prima volta possiamo uscire dal compound. Puoi farlo se lavori attraverso il certificato del datore di lavoro, oppure solo dopo aver ritirato un codice al checkpoint, dove accertano la tua identità. Vale per una settimana. Puoi uscire una volta al giorno per un massimo di 2 ore. Questo è il mio codice sanitario elettronico verde. Con questo posso uscire, ma prima devo misurare la temperatura. Non dovete scansionare il codice? No, l'importante è che torni entro le 2 ore. Il codice te lo scansionano fuori. Al mercato Huanan, dove è cominciata la pandemia, hanno tolto le barriere di plastica gialle. Sono rimaste quelle blu. Ci possiamo avvicinare. È rimasta anche l'insegna con il nome. I negozi all'interno, invece, sono stati svuotati e disinfettati. Le barriere resteranno ancora per molto. Non è prevista la riapertura del mercato con quella della città. Dove c'erano i parcheggi, oggi ci sono i contenitori di disinfettante. Molti negozi sono ancora chiusi. Non hanno avuto l'autorizzazione dal governo. E visto che il mercato di Huanan è ancora chiuso, il pesce viene venduto nei piccoli negozi, dove gli animali vivi vengono conservati in condizioni igieniche poco rassicuranti. C'è anche Giovanna Botteri da Pechino che ci sta raccontando anche lei questa nuova vita in Cina. Oggi Wuhan riapre e allora Sigfrido, certo devo dire che fa, e lo chiedo anche a Giovanna, fa molta impressione quello che sta accadendo perché c'è addirittura un codice che certifica la sanità di ognuno e solo attraverso quello le persone possono circolare. Diciamo che noi abbiamo avuto la fortuna in questa vicenda di avere dei fixer che erano all'interno dei compound che sono stati blindati per evitare la diffusione del contagio e abbiamo potuto dare uno sguardo diverso a questa vicenda. Credo che la tracciabilità e la rilevazione della temperatura in una seconda fase sia fondamentale per capire e frenare immediatamente un contagio qualora ce ne fosse. Sarà una limitazione della libertà, ma se non si fa così credo che di limitazioni ne dovremmo vivere ben altre. Insomma, poi Giovanna forse esatto. Ti saluto, che da tanto che non vedo, potrà dirci qualcosa di più preciso su questo. Sì, Giovanna, devo dire che non credo che da noi potrà essere esattamente così, ma lì abbiamo visto che soltanto in questo modo si può circolare. Hanno diviso la popolazione in 3 fasce. Fascia rossa, fascia gialla, fascia verde. Fascia rossa sono i malati in condizioni gravi, sono evidentemente in ospedale. Fascia gialla sono i malati asintomatici ma comunque ancora in quarantena. Fascia verde sono quelli che stanno bene e sono quelli che 65.000 persone hanno affollato le stazioni. Guarda queste immagini, Alberto, sono le immagini di questa notte a Wuhan, sono emozionanti. La città improvvisamente allo scoccare della mezzanotte si è illuminata, piena di luci, mentre la gente gridava, applaudiva, le sirene delle navi, questo è lo Yangtze, il fiume giallo, e i palazzi hanno trasmesso le immagini dei medici, degli infermieri, di tutti quelli che hanno sofferto, combattuto in questi mesi di quarantena, in questi mesi di battaglia feroce e terribile contro il coronavirus. Questo è il simbolo di Wuhan, che è il palazzo del gallo giallo. Ebbene, 65.000 persone, questo è il fiume, il ponte sullo Yangtze che si attraversa per andare nell'altra provincia. Solo chi appartiene al gruppo verde, cioè solo chi
sta bene ed è comprovato la sua negatività al virus, può lasciare la città, può tornare a lavorare, può tornare nei negozi, può riaprire i ristoranti. E questo evidentemente è necessario in un paese così grande per garantire il successo della prima fase e passare indenni attraverso la seconda fase. Eh sì, quindi la divisione per fasce potrebbe essere qualcosa che si potrà fare anche da noi, ma soprattutto per in qualche maniera proteggere la fascia più debole, che sono chiaramente le persone anziane che sono a casa, abbiamo visto sono le più colpite. Vediamo se c'è la protezione civile col segnale in diretta, intanto se succede qualcosa, perché questo è l'orario in cui arriva Angelo Borrelli per i dati. No, ancora non succede nulla. Allora, Giovanna, ci spieghi che cos'è un compound? Perché prima Sigfrido ci ha detto che insomma loro sono stati in grado di entrare all'interno di un compound, perché noi non riusciamo a immaginare come avviene la vita in un, diciamo, grande condominio cinese, possiamo dire così? Esatto, il compound è questo, è un condominio, sono ecco, scusami, gruppi Giovanna. di case, di solito